Intanto approfitto per dare un benvenuto a tutti. Sono Antonella, sono la responsabile del Serenella e ho voluto organizzare questa serata in maniera un po' diversa dalle degustazioni precedenti. Purtroppo era un'iniziativa che avremmo dovuto fare tra aprile e marzo in occasione del Mese della Donna. Abbiamo voluto recuperarla adesso, dopo il lockdown, come segno di riavvio. E cosa ho voluto introdurre in questa occasione, al di là dell'abbinamento con le birre, perché per noi è l'occasione anche per andare ad acquisire una carta delle birre più ampia rispetto all'offerta che avevamo l'anno scorso, che quindi con oggi invece amplieremo. Ma ho voluto creare un'occasione per tutti per confrontare nella stessa serata impasti diversi, non solo farciture diverse, perché spesso si provano impasti di vario tipo, quindi oggi proverete 4 tipologie di impasti. Uno è il nostro, quello che si trova qui stabilmente, poi poi vi dirò le differenze. Uno è un trancio di pizza bianca, di farina bianca, semplicissimo. Uno è un impasto fatto con un mix di farine e un nucleo di cereali e l'ultimo è fatto con una componente di grani antichi. D'ora dopo, abbinandolo poi a sempre una birra diversa, invece faremo ogni impasto con un abbinamento che io ho individuato, ho scelto come a mio avviso più idoneo. Intanto buona serata, buon proseguimento e poi ci riconfronteremo successivamente. Io vi ringrazio e spero che che abbiate apprezzato insomma quella che è stata la proposta, gli abbinamenti. Come dicevo, alcune fanno parte proprio dell'offerta che sta diventando stabile, alcune è l'offerta un po' variabile a seconda delle stagioni, eccetera. Abbiamo voluto un attimo anche partire con la degustazione delle birre, perché l'avvio d'estate speriamo che sia un vero avvio adesso della stagione estiva. Inseriamo nel nostro menù da quest'anno in poi anche una scelta di birra un po' più ampio. Io spero di rivedervi.